rimediare il più presto che possibile. L'imperativo è questo, a giudizio di Pietro Piotto, classe 1919, simbolo degli internati bassanesi. In Viale dei Martiri bisogna agire e farlo in fretta per evitare che quei lecci, simbolo ancora vivo di quel tragico 26 settembre 1944, vengano dimenticati. Solo ieri vi abbiamo mostrato le immagini di questa pianta, completamente secca nella stagione che invece dovrebbe vederla rifiorire. Poche anche le nuove gemme visibili sugli altri lecci che furono tragico teatro di morte 71 anni fa. Una situazione inaccettabile per chi ha ancora vivo nella memoria il ricordo di quei terribili anni. È una cosa che bisogna rimediare immediatamente perché è una cosa quasi internazionale e bisogna ricordare quei morti che sono avvenuti e che purtroppo la storia non si può dimenticare. Se si dimentica la storia siamo a terra. Quindi quelli sono alla pari di un monumento per la città di Bassano. Esattamente, pare un monumento. Un monumento che merita di essere degnamente conservato.